Allora, stiamo sempre parlando di un servizio importantissimo di supporto psicologico, pronto soccorso psicologico, bisognerebbe chiamarlo per intenderci, nato in un periodo di grande crisi per aiutare le persone che pensavano al suicidio, ma dà una mano veramente a tutti. Il numero verde è 800 33 43 43, un'equipe di psicologi, di professionisti che a tutto campo si dedicano agli altri con grande capacità, grande competenza, ormai grande anche esperienza. Dottoressa, in modo particolare lei voleva ricordare la figura anche di una professionista che per tanto tempo si è dedicata fin dall'inizio a questo. La dottoressa Emilia Laugelli, che è stata la responsabile clinica del servizio per lunghissimi anni e che con professionalità notevole, passione, amore e dedizione ha accolto, portato avanti e aiutato le storie di vita di 15.000 persone, insomma, in 10 anni. Ecco. 15.000 persone sono passate per il vostro sportello, chiamiamolo così, in certo qual modo. 15.000 persone in 10 anni. Sono tante. Voi avete preso il testimone, insomma, del lavoro Abbiamo fatto. preso il testimone, sì, e ringraziamo la dottoressa perché il suo lavoro è stato veramente straordinario. Infatti questo sì è molto importante, perché ci deve essere sempre qualcuno che dà l'avvio, che dà l'imprinting e poi che viene a proseguirsi anche. Poi diciamo che ancora adesso c'è di supporto in realtà, perché proprio con tutta questa grande esperienza, questo bagaglio maturato in tutti questi anni, in realtà noi abbiamo chiesto, e lei in modo molto disponibile e veramente proprio tanto gentile e devo dire anche proprio molto generoso, si è resa disponibile insomma a supportarci ancora anche adesso, più da dietro le quinte diciamo, ma c'è. C'è sempre. Allora, che cosa è cambiato, dottor Perno, da allora ad adesso nelle richieste di aiuto? Visto che lei ha fatto un percorso storico, poi con la dottoressa magari affrontiamo la questione dei più giovani e delle famiglie che anche lì sono un po' in difficoltà. Che cosa ha notato come cambiamento tra le prime chiamate e poi quelle successive fino ad arrivare ai giorni nostri? Il servizio negli anni si è sempre più aperto alla comunità e quindi alle diverse richieste che arrivavano dalla comunità. Ma prima le persone cosa chiedevano? Diciamo che... Io ricordo quando è stato istituito il numero verde, cioè, sembra ieri purtroppo, perché era un periodo di emergenza estrema, il 2012, mi sembra, inizio estate 2012 è stato aperto questo numero verde. E chiamavano gli imprenditori chiedendo cosa o dicendo cosa? Gli imprenditori chiamavano dicendo che i fornitori erano in difficoltà, con i pagamenti loro erano in difficoltà. Quindi cose pratiche, come diceva il dottor Turchi? Assolutamente sì, e ci chiedevano aiuto rispetto a quelle questioni lì. A quel problema? Sì, perché non riesco più a girarmi, non so più cosa dire ai miei operai, come posso fare per i pagamenti. Quindi tutto focalizzato a un aspetto pratico che sembrava irrisolvibile, cioè vabbè, con tutto rispetto parlando, magari irrisolvibile. Sì, l'imprenditore stesso, che per definizione è colui che proietta il presente nel futuro, per antonomasia è uno di questi ruoli molto particolari della nostra comunità, e non riusciva più a vedere futuro e quindi ci chiamavano appunto imprenditori che facevano fatica a immaginarsi il domani. Non vedere il futuro, bella questa frase. Tuttora chi medita, pensa a pensieri suicidari, le chiedo un po' a tutti e tre, o chi volete voi, non vede più il futuro. Che cos'è che scatta, secondo la vostra esperienza, le vostre competenze, in chi pensa a questo gesto estremo? Sicuramente, come dicevamo, queste sono un po' le parole che pervadono la storia della persona. Non ce la faccio più, non riesco più, non trovo più il modo per, ho provato questo e quest'altro ma non sono riuscito a trovare o riuscita a trovare soddisfazione, mi vergogno nei confronti di... faccio fatica a parlarne con qualcuno e quindi la storia diventa anche una storia di chiusura rispetto ai confronti con le altre figure, gli altri ruoli che la persona ha vicino. Ma come veniva ricordato, il servizio interviene sia su questo tipo di situazioni, per quanto la maggior parte delle situazioni siano situazioni che fortunatamente non arrivano ad avere questo grado di vedo nero.
La maggior parte delle situazioni sono situazioni per cui le persone ci chiamano e non sanno come procedere, quindi non hanno idea di come procedere, ma ad esempio non hanno mai pensato al suicidio e quindi chiedono proprio un confronto, dicono possiamo ragionare su questa tematica, faccio fatica ad andare d'accordo in famiglia, ho dei problemi relazionali in famiglia, come posso fare per affrontarli piuttosto che mi è successa questa cosa da un punto di vista sanitario e quindi mi trovo fermo a casa per un mese e non so più come gestire questa situazione qua, perché sono sempre stato abituato a girare facendo il rappresentante, sto dicendo degli esempi che possono sembrare banali, ma poi sono quello che accade, e come posso fare per gestire la situazione? Quindi le persone ci chiamano con situazioni estremamente diverse tra di loro, ma il comune denominatore è che fanno fatica a immaginarsi come poter affrontare quella situazione lì. Prego. Sì, no, perché mi piace quello che porta Andrea, perché lo trovo veramente molto normalizzante, no? Proprio prima si parlava, no, di ma se chiamo forse sono matto, no? Esatto, così. In realtà questi sono i racconti, le narrative che le persone portano, alcune insomma, no? Però voglio dire, persone veramente, usiamo il termine normale anche se non mi piace per nulla, chiunque di noi a un certo punto momento di un buio, esattamente, quindi un po' usando la metafora, no, del labirinto, l'idea di dire mi trovo in questo labirinto, ho bisogno di qualcuno che mi dia qualche aiuto per trovare quella che può essere la via di uscita. Possiamo parlare di strategie cognitivo-comportamentali? Possiamo parlare anche di quello, sì, in realtà poi gli strumenti e diciamo così le tecniche, le modalità insomma vanno sempre calate poi sulla persona, quindi su quello che è il racconto della persona. Quindi molto pratico, cioè soluzioni pratiche date alla fin fine, cioè, senza portare la persona in analisi per anni, ma cercate di dare delle strategie al momento, poi si apre la porta per eventualmente un lavoro ulteriore. Sì, diciamo che più che soluzioni mi verrebbe da usare il termine aperture. Ecco, visioni diverse, possibilità di inserire nuovi elementi nel contesto, ma nel contesto anche del pensiero, oltre che magari anche nel contesto di vita. Ecco, quindi o a volte magari un togliere alcune cose che sono un di più. Quindi... È bello questo, cioè, cambiare anche il modo di procedere nel ragionamento, perché a volte non c'è la via di uscita perché si procede sempre in una certa logica, invece ci sono diversi angoli prospettici. Però è così, cioè io penso che tutti noi lo sperimentiamo, no? Cioè, poi tra l'altro il nostro cervello è un cervello che tende molto a rimuginare, quindi a stare molto sullo stesso pensiero, a riprodurre sempre lo stesso pensiero. Pensiero ossessivo. Esatto, soprattutto se il pensiero è negativo, diciamo, chiamiamolo così giusto per capirsi. Lì però vuol dire proprio incastrarsi, no? Quindi abbiamo proprio bisogno di qualcuno che ci dica no, aspetta un attimo, proviamo a guardarle da un'altra angolatura, no? La stessa cosa è veramente, lo vediamo con tutti, anche con gli oggetti, no? Se io sono qui davanti a questo monitor, da questa posizione lo vedo in un certo modo, però se mi sposto lo vedo in un'altra. Certo. Talvolta le situazioni sono anche intrecciate tra di loro e quindi chi ci chiama può avere, che ne so, una situazione da un punto di vista economico che si accavalla con una situazione dal punto di vista relazionale, perché sappiamo poi che nella vita succede così, no? Nel senso, non è che siamo fatti a compartimenti stagni naturalmente, e quindi il lavoro prima di individuare le strategie che citava poco fa è quello anche proprio di sbrogliare la matassa, di fare ordine nelle questioni e dire bene, allora che priorità abbiamo di intervento? Abbiamo la necessità innanzitutto di intervenire su questa cosa e lo decidiamo insieme alla persona. Perché una particolarità di questo servizio è che serve per incrementare il coinvolgimento delle persone nel far fronte alle proprie esperienze di vita e nel proseguire con la propria biografia. Cosa vuol dire? Traduciamolo in parole ancora più semplici. Quando io faccio fatica a trovare il bandolo della matassa, è come se si asciugassero le possibilità che vedo e quindi anche il contributo che do nell'affrontare la mia giornata è un contributo che diminuisce.
quindi sono meno propositivo. C'è uno svuotamento, ti senti svuotato, privo di motivazione? Sì, possono esserci tutti questi discorsi qua, della motivazione, del mi sento vuoto, è scuro, cioè tutti questi aspetti qua. Aumentare la contribuzione del cittadino rispetto alla problematica per cui chiama vuol dire che il cittadino torna ad essere partecipe nella gestione, nell'affrontare la situazione per la quale pensava di non poter fare nulla. Certo. È una sorta di agire sulle risorse, no? Assolutamente. Ecco, diciamo assolutamente. Ecco, lei ha detto una cosa interessante che volevo anche chiedere alla dottoressa, quindi sì. chiedo anche il suo coinvolgimento se vuole. Cioè sto pensando, ma una persona che magari ci sta ascoltando, che dice io non sono laureato, non ho una cultura, non parlo in dialetto perché così è, però ho creato la mia famiglia, il mio impero, eccetera. Adesso mi trovo in questa situazione con mia moglie, con i figli che non capisco più, eccetera, ma non capisco quello che state dicendo. Cosa vado a chiamare se non so neanche capire cosa mi sta succedendo? Sto male, ho un peso nello stomaco, perché a volte senti queste persone che in realtà non c'entra che tu abbia un titolo di studio di laurea, che tu sappia esprimerti con grandi parolone, perché poi loro sono operativi. Anche a costoro può essere data una mano, quindi mettersi allo stesso livello per spiegarli. Certamente, soprattutto costoro. Esatto, questo volevo dire. Non è necessario nessun titolo di studio, e gli psicologi che ricevono la chiamata sono psicologi formati su qualsiasi tipo di emergenza e di crisi, sanno utilizzare le parole idonee alla persona che si presenta e che racconta la propria vita. Perché tante volte sembra quasi escludere, no, certe persone che magari vivono lo stesso dei drammi interiori. No, è proprio il motivo in cui il fatto di vivere dei drammi interiori, di non riuscire a vedere delle prospettive, la luce in fondo al tunnel, sentire che qualcosa dentro di sé non funziona più, è già questo il motivo per chiedere un aiuto. Non è andare in terapia, ecco, io vorrei che fosse chiaro questo, il numero verde non è una terapia. Brava, infatti hai fatto bene a dirlo, sì, è una aiuto, help. Esattamente, è una sorta di primo soccorso. Poi se gli psicologi insieme alla persona valutano che è necessario un percorso per far star meglio la persona stessa, allora possono essere dati degli strumenti per rivolgersi ai servizi che fanno terapia. Certo. Poi è una scelta che uno fa, insomma. Esattamente, la persona se vuole sa che esiste il centro di salute mentale, sa che esiste l'ASL con un supporto diverso psicologico, oppure dei professionisti. E voi sapete dare tutte queste indicazioni, per cui una persona non è lasciata da sola. Gli psicologi sono formati, lo sono stati già ai tempi della crisi degli imprenditori, in cui si sono trovati a dover dare delle risposte specifiche a domande specifiche di imprenditori, quindi hanno dovuto formarsi anche su qual era la rete dell'imprenditoria veneta, e hanno dovuto informarsi poi sulle banche, su tante cose anche tecniche, pratiche, per riuscire a dare delle risposte. Quindi sono formati con continuità su tutti quelli che sono gli aspetti di crisi. Sono persone, gli psicologi che rispondono, e quindi anche loro portatori di crisi, perché ciascuno di noi vive le proprie crisi nell'arco della vita. E quindi sa di che cosa stiamo parlando. Esattamente, quindi non c'è da temere nulla, da non avere paura, anzi, nel momento in cui ci si sente in difficoltà è proprio il momento di chiamare e avere un aiuto. Assolutamente, questo è molto importante. Sì. Prego, dottoressa. Sì, no, prendo spunto proprio, no, perché a volte noi ci fermiamo molto su quello che noi pensiamo, no? Quindi ci limitiamo perché appunto non chiamo perché penso che potrei, no, sembrare matto, oppure magari la cosa. Però se noi invece stiamo ancorati proprio a quello che noi sentiamo, come diceva la dottoressa Barbara, no? Cioè sento che in questo momento sono in difficoltà, ascoltiamo veramente, diamo voce a questo sentire e attiviamo il servizio del numero verde. Ricordiamo anche che il servizio si svolge in assoluta tutela della privacy, Ecco, quindi c'è l'assoluta riservatezza per la persona. E questo è molto importante, perché nei momenti di difficoltà anche magari chi ci ascolta, se sa che magari proprio figlio o figlia possono essere in difficoltà, e qua ve lo chiedo, anche minori?
Sì, anche i minori possono naturalmente chiamare, in questo caso vengono coinvolti i genitori anche, perché per normativa serve farlo, e quindi si lavora sia con i genitori che con i minori, indirizzandoli anche verso i servizi più utili. Perché come veniva detto prima, il servizio lavora nella rete dei servizi, quindi insieme a tutti gli altri servizi, e a seconda delle necessità vengono attivati anche gli altri servizi. Però ti faccio un esempio così, magari può essere anche banale, però reale. Se un genitore, una madre, un padre sa che il proprio figlio o figlia è chiuso nella propria cameretta, che come tante volte succede, in un proprio mondo, lo vede degenerare, escludersi, solo, sempre più solo, ha minacciato gesti estremi e tutto, e si trova veramente il genitore angosciato da questo stato d'animo del proprio figlio, qui non sa cosa fare, già di volta non va magari più a scuola, abbandono scolastico, di tutte le più cose che succedono, può al limite estremo chiedere che il figlio chiami questo numero, come per dire, chiama intanto, se qualcosa ti verrà detto, non fare stupidaggini, ma ti aiutano, e quindi delegare a voi questo, poi intervenire successivamente o essere contattato. Si può fare anche questo in casi di disperazione da parte del genitore, per paura che poi il figlio non commetta, o la figlia, un gesto estremo? Certo, lo si può fare sicuramente anche senza attendere che la situazione sia andata così avanti. Che forse è meglio. Lo si può fare sin da subito, anche quando c'è qualche segnale, qualche piccolo segnale, può essere il genitore stesso a chiamare il numero verde. Ecco, questo è importante, infatti, che lo si può diceva. essere il genitore. Perché secondo me c'è tanta solitudine. Cioè quello sia come è nato il vostro servizio, quindi di supporto, come raccontava anche il dottor Turchi, dell'imprenditore che si sente solo perché la famiglia la sente distante o non la vuole coinvolgere, il contesto sociale che non lo riconosce più, eccetera, i casi di violenza che vengono perpetrati, la persona si sente sola o si vergogna, giovani che sono soli, cioè, c'è la solitudine alla base per la vostra esperienza, dottoressa? C'è anche questo, cioè in un'epoca dove si è iperconnessi, in realtà si è anche paradossalmente ipersoli. Sì, e quindi sì, perché molto spesso in realtà tutte queste connessioni non sono, o non sempre insomma, sono connessioni che hanno come dire, un significato anche dal punto di vista emotivo, no? E quindi in realtà il tema della solitudine è un tema che sì, è presente. E quindi esiste. Dottore, nel suo arco di tempo di attività, di collaborazione, quanto tempo è che lei lavora con le servizi? Sin dall'inizio. Ah, dall'inizio sì, proprio? Sin dall'inizio. Ha affrontato casi molto gravi oppure cose che poi si sono risolte in modo molto semplice? Sì, abbiamo insieme ai colleghi, perché diversi sono anche che hanno continuato in questi anni. Beh, immagino siete tanti, lo diceva la dottoressa, che siete veramente tanti. Si sono viste diverse situazioni di qualunque tipologia, di estremamente diverse, per cui c'è stata la necessità di raggiungere la persona in luoghi come quelli che diceva il professor Turchi prima, quindi sul ponte, quindi abbiamo dovuto raggiungere la persona lì insieme alle forze dell'ordine, o interventi in cui c'è stata la necessità di attivare il 118 ed eravamo insieme all'ambulanza, e quindi nelle situazioni più critiche e quelle più delicate si attivano anche gli altri presidi del territorio. La solitudine che veniva citata poco fa, mi viene in mente una situazione che di recente ha chiamato, una persona che ha chiamato il numero verde, una persona di 84 anni, ancora in gambissima si direbbe, quindi che faceva un sacco di cose, che fa un sacco di cose. È importante che ho detto che fa anche, ecco. Che prende la bicicletta, si muove, ma nel suo racconto, dopo che è mancata la moglie con cui stava da una vita, nel suo racconto comunque era presente l'elemento della solitudine. E quindi ci chiamava per dire: io quando vado a letto che devo addormentarmi faccio fatica a prendere sonno e dormo molto poco, e ci chiedeva proprio di ragionare su questo aspetto qui. Che è molto importante anche questo, effettivamente. Dopo si collega a tante altre situazioni successive, però la persona ha fatto bene a chiamarvi subito. Sì, assolutamente, il numero è sempre a disposizione,
è molto semplice da contattare, l'abbiamo detto, 800 33 43 43, è sempre attivo, quindi nel momento in cui la persona ritiene ecco questo è il momento per chiamare, ogni momento potrebbe essere quello utile, certo. Dall'altra parte c'è sempre uno psicologo che risponde. Che questo è importantissimo. E può essere contattato anche dai familiari, da genitori, da amici, da parenti. Infatti, perché nell'immediato non viene proprio da pensare a un numero verde quando uno si trova in quelle situazioni, perché penso che la mente vaghi ovunque, ci vuole un attimo di razionalità, di presenza a se stessi, di dire aspetta che faccio qualcosa per me. E quindi a volte fa bene fare qualcosa per se stessi, anzi è utilissimo. Long Covid psicologico, un'emergenza sociale, c'è stata anche questa tra l'altro di recente purtroppo, un'emergenza sociale che avete affrontato anche voi? Sì, e che stiamo affrontando anche adesso. Ancora adesso, sì, perché appunto quando parliamo di long Covid parliamo di quelli che sono gli strascichi che il Covid ha lasciato, meglio la situazione Covid, no? Quindi l'isolamento, per alcune persone anche la malattia stessa, ma insomma un po' tutto quello che abbiamo vissuto in questi anni e anche dal punto di vista insomma di quella che è la parte proprio più clinica, in realtà si è visto che c'è stato un aumento di alcune situazioni e di alcune difficoltà e quindi insomma adesso senza entrare insomma nel merito perché questa insomma non è neanche la sede, però effettivamente c'è un riverbero ecco di quello che noi abbiamo vissuto, ma è così, cioè noi siamo inseriti all'interno della società, per cui come si muove la società in realtà poi ci muoviamo anche noi. Ma per far sì che chi ci ascolta entri e capisca di cosa stiamo parlando, qual è la sintomatologia? E direi che verrebbe chiesto, e quindi chi sta seguendo la nostra trasmissione si può ritrovare, quindi magari pensare anche di chiedere un aiuto. Sì, allora sicuramente tutto l'aspetto legato ai disturbi d'ansia, anche i disturbi dell'umore, devo dire anche i disturbi del comportamento alimentare e legato a questo anche purtroppo un abbassamento dell'età in cui emergono gli stessi disturbi. Che questa è l'altra questione molto importante. Proprio parlavamo prima dei minori, effettivamente diventano una nuova emergenza effettivamente. C'era stato, dottore, un aiuto psicologico che era stato un contributo, un bonus psicologo cosiddetto, che poi è stato ripreso in considerazione, non è stato più preso in considerazione, eccetera. Questo può quasi sopperire in certo qual modo come prima istanza a quell'aiuto psicologico che tanti ragazzi di cui avrebbero bisogno. Assolutamente sì, perché il servizio è completamente gratuito anche quando l'operatore valuta che ci sia necessità di vedersi con la persona e quindi gli operatori si muovono su tutto il territorio veneto, si spostano fisicamente e si incontrano nei luoghi più utili, perché talvolta non usiamo nemmeno luoghi come dire canonici, quindi l'ULS, sì, l'ambulatorio della situazione. Non ci vediamo in luoghi canonici e quindi possiamo vederci al parco, possiamo incontrarci al bar, si possono svolgere gli incontri in quei luoghi dove la persona si sente anche più a suo agio, sempre in maniera completamente gratuita, sia che questo possa essere un incontro, 2 incontri, ma non c'è un numero predefinito di volte in cui ci si sente al telefono o di volte in cui ci si incontra. Certo. Il modo è quello del ciò che serve. Se la situazione richiede di sentirsi la mattina, la sera e il giorno dopo, il servizio lo fa, quindi il servizio è anche molto plastico da questo punto di vista, si adatta molto rispetto a quello che serve a quella situazione lì. Certo, siamo un po' in chiusura. Ultima domanda, lo pongo anche a lei. I giovani che cosa chiedono? Perché è difficile? È difficile, sì, perché poi generalizziamo, no? In realtà poi quando chiama il singolo, chiama l'individuo, però credo l'essere visti, che è un bisogno però trasversale di tutti noi, l'essere visti proprio per come si è, riconosciuti per quello che si è, compresi per quello che si è, e credo che questa sia anche proprio una mission, no? Lo diceva anche Andrea adesso, no? L'attenzione proprio all'individuo, a quello che è il bisogno dell'individuo, la richiesta dell'individuo, e quindi credo che questa sia proprio una mission trasversale, insomma, del servizio stesso. Dottoressa, lei parlava anche all'inizio di una grande passione che vi anima nello svolgere questo lavoro, perché si butta il cuore oltre l'ostacolo, perché non è semplice dare delle risposte, tanta esperienza anche, che è una cosa importante.
Cos'è che potrebbe essere un obiettivo che vi prefigurate nel tempo? È passato del tempo. Sì, ne è passato tanto, 42 anni. Sì. Mantenere le nostre radici, l'unicità della persona e quindi dare risposte umane, di passione, di amore alle persone che si rivolgono a noi, dare proprio delle risposte concrete. Ecco, far capire che non si è soli. Far capire che non si è soli. Assolutamente. Tanta energia, dottore, quando si è davanti, quando si ha questo telefono che suona. Ci vuole. Come in un pronto soccorso medico, certamente, quindi serve essere molto attenti, serve essere molto precisi nel raccogliere il racconto, quindi come veniva detto ci vuole dedizione ma attenzione verso quello che viene detto e quindi proprio verso l'unicità della storia della persona che ti porta in quel momento lì. Perfetto, io vi ringrazio perché anche per il ruolo che avete, per la vostra attività che svolgete, vostra, dei vostri colleghi, importantissima. Ricordiamo ancora a voi telespettatori, non abbiate paura a chiamare, ci sono delle persone che però sono professionisti preparati, che sanno comprendere, che possono dare una mano anche per le cose a volte che possono sembrare più semplici e insormontabili e che ci bloccano la vita, che invece può essere lunga. 800 33 43 43, un numero verde dietro il quale c'è uno sportello, un servizio, un aiuto importantissimo per voi e per chi vi sta vicino che può avere bisogno. Detto questo ringraziamo i nostri ospiti, vi lascio alla pubblicità.